Un aspetto della perdita dei denti che spesso viene sottovalutato, ma che può avere conseguenze drammatiche sulla tua salute generale, è l'impatto sull'alimentazione e sulla nutrizione. Quando i tuoi denti iniziano a dare problemi, quando diventano mobili, doloranti o addirittura mancanti, la prima cosa che fai istintivamente è adattare la tua dieta per evitare il dolore e il disagio. Ma quello che inizia come un semplice adattamento temporaneo si trasforma gradualmente in una limitazione permanente che può compromettere seriamente il tuo stato nutrizionale. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. In questi anni di pratica clinica ho visto col mio team pazienti sviluppare carenze vitaminiche gravi, perdita di peso, anemia, debolezza muscolare, tutto a causa dell'impossibilità di masticare e digerire adeguatamente gli alimenti più nutrienti. Oggi ti spiego esattamente cosa succede al tuo corpo quando non puoi più mangiare correttamente e come il ripristino della funzione masticatoria possa letteralmente salvarti la vita. Tutto inizia con piccoli compromessi. Quando un dente ti fa male o si muove, istintivamente eviti di morderci sopra. Scegli il lato della bocca che funziona meglio, mastichi più lentamente, eviti cibi più duri. Sembra ragionevole, sembra una soluzione temporanea in attesa di risolvere il problema. Ma i problemi dentali raramente si risolvono da soli e arrivano da soli. La piorrea, spesso sottostante a questi problemi, progredisce, i denti diventano sempre più mobili, le infezioni si estendono anche ad altre radici. Quello che era un compromesso temporaneo diventa la normalità e si estende a tutta la bocca e la tua dieta si impoverisce progressivamente. All'inizio magari eviti solo le mele crude e le carote, poi smetti di mangiare la carne perché non riesci a masticarla. Alla fine mangi solo pastina in brodo e yogurt. Questa progressione è tipica e prevedibile. I pazienti non si rendono conto di quanto la loro dieta stia impoverendo fino a quando non sviluppano sintomi gravi. È un processo graduale che può durare anni: mal di stomaco, reflusso gastroesofageo, alitosi, durante i quali l'organismo si adatta come può, attingendo alle riserve e compensando le carenze fino a quando non può più farlo. Quando i problemi dentali iniziano, i primi alimenti che vengono eliminati dalla dieta sono proprio quelli più importanti dal punto di vista nutrizionale. Non è un caso, sono anche i più difficili da masticare. La carne rossa è tra i primi cibi a scomparire: bistecche, arrosti, brasati, tutti quegli alimenti ricchi di proteine nobili, ferro, vitamina B2, zinco. La carne richiede una masticazione prolungata e efficace, cosa molto difficile con denti mobili o doloranti. I pazienti iniziano a preferire carni più morbide, poi carni macinate, poi eliminano completamente la carne rossa dalla dieta. La frutta cruda segue lo stesso destino: mele, pere, agrumi, tutti alimenti ricchi di vitamine, fibre, antiossidanti, polifenoli, ma anche alimenti che richiedono una dentatura efficiente per essere masticati e digeriti correttamente. I pazienti passano dalla frutta cruda ai succhi di frutta,
poi alle macedonie sempre più morbide, fino a eliminarla completamente. Le verdure crude sono un altro gruppo alimentare che viene rapidamente abbandonato. Carote, sedano, finocchi, tutte le verdure croccanti, ricche di fibre, vitamine e sali minerali, impossibili da masticare con denti compromessi, vengono sostituite da verdure cotte, poi da passati, poi spesso eliminate del tutto. L'eliminazione di questi gruppi alimentari ha conseguenze immediate e misurabili sullo stato nutrizionale delle persone. La prima carenza che si manifesta è quella proteica. Le proteine della carne sono complete, contengono tutti gli aminoacidi essenziali nelle proporzioni corrette per le necessità umane. Quando elimini la carne dalla dieta senza sostituirla adeguatamente, il tuo organismo inizia a utilizzare le proteine muscolari per soddisfare i fabbisogni metabolici. È l'inizio della sarcopenia, la perdita di massa muscolare che accelera l'invecchiamento e riduce drasticamente la qualità della vita. La carenza di ferro è un'altra conseguenza immediata. Senza un apporto adeguato di ferro si sviluppa anemia, che causa stanchezza, debolezza, difficoltà di concentrazione, ridotta resistenza alle infezioni. L'eliminazione della frutta cruda dalla dieta porta a carenze vitaminiche multiple e gravi. La vitamina C è la prima a essere compromessa. Questa vitamina è essenziale per la sintesi del collagene, la guarigione delle ferite, l'assorbimento del ferro, la funzione immunitaria. I sintomi della carenza di vitamina C sono subdoli, maggiore suscettibilità alle infezioni, guarigione lenta delle ferite, sanguinamento gengivale, che peggiora ulteriormente i problemi dentali, stanchezza cronica, dolori articolari. Può capitare che si sviluppino sintomi che il tuo medico non riesce a spiegare. Raffreddore, qualsiasi piccolo taglio ci mette settimane a guarire, le gengive sanguinano costantemente e solo quando riprendi a mangiare frutta dopo aver rifatto i denti tutti questi problemi si attenuano e svaniscono. Le vitamine del gruppo B presenti nella frutta, verdura e carne sono essenziali per il metabolismo energetico e la funzione neurologica. La loro carenza causa stanchezza, depressione, problemi di memoria, formicolia agli arti, disturbi del sonno. L'acido folico, presente principalmente nelle verdure a foglia verde, che i pazienti con problemi dentali non riescono più a masticare, è essenziale per la produzione di globuli rossi e la sintesi del DNA. La sua carenza causa anemia megaloblastica e può avere conseguenze gravi sulla salute cardiovascolare. L'eliminazione di frutta, verdura cruda dalla dieta comporta una drastica riduzione dell'apporto di fibre e queste sono essenziali per il corretto funzionamento dell'intestino, per il controllo del colesterolo, per la modulazione della glicemia, per il mantenimento del microbiota intestinale. I pazienti con problemi dentali sviluppano spesso stipsi cronica, gonfiore addominale, alterazione del microbiota intestinale, aumento del colesterolo, maggiore rischio di diabete di tipo 2. Il microbiota intestinale, l'insieme dei batteri benefici che vivono nel nostro intestino, dipende strettamente dall'apporto di fibre per la sua sopravvivenza. Quando le fibre scarseggiano, i batteri benefici diminuiscono e vengono sostituiti da batteri patogeni che possono causare infiammazione sistemica e compromettere ulteriormente la salute generale. La malnutrizione causata da problemi dentali ha un impatto devastante sul sistema immunitario. Le proteine sono essenziali per la produzione di anticorpi, le vitamine A, C ed E sono fondamentali per la funzione delle cellule immunitarie. Lo zinco e il selenio sono cofattori enzimatici indispensabili per la risposta immune. Quando questi nutrienti vengono a mancare, l'organismo diventa più suscettibile alle infezioni, alle malattie autoimmuni e ai tumori. È un circolo vizioso, le infezioni orali causate dai problemi dentali si estendono più facilmente in un organismo immunodepresso, peggiorando ulteriormente la situazione locale e generale. E solo quando risolvi i problemi dentali e torni a mangiare correttamente le infezioni cessano. La dieta povera imposta dai problemi dentali ha ripercussioni importanti anche sul sistema cardiovascolare, sul cuore. L'eliminazione di frutta e verdura riduce l'apporto di antiossidanti,
polifenoli, nitrati naturali, tutti i composti che proteggono il cuore e i vasi sanguigni. Contemporaneamente la tendenza a consumare cibi più morbidi spesso comporta un aumento del consumo di carboidrati raffinati e grassi saturi, che aumentano il rischio cardiovascolare. I pazienti che non riescono a masticare spesso si nutrono di pasta, purè, gelati, dolci, tutti alimenti ad alto indice glicemico. Ci sono stati casi di persone che hanno sviluppato diabete di tipo 2 e ipertensione dopo aver perso la capacità di masticare correttamente. Mangiavano solo pasta, riso, dolci, tutto quello che non dovevano masticare, insomma. La malnutrizione cronica causata da problemi dentali accelera tutti i processi di invecchiamento. La perdita di massa muscolare, la riduzione della densità ossea, l'invecchiamento della pelle, il declino cognitivo, tutti questi processi vengono accelerati da un'alimentazione inadeguata. Le proteine sono essenziali per mantenere la massa muscolare. Quando scarseggiano, l'organismo catabolizza i muscoli per ottenere gli amminoacidi necessari. La perdita di massa muscolare riduce il metabolismo basale, la forza, l'autonomia, la qualità della vita. Il calcio e la vitamina D, spesso carenti in chi non può masticare prodotti caseari, pesce, sono essenziali per la salute ossea. La loro carenza accelera l'osteoporosi e aumenta il rischio di fratture. Le vitamine antiossidanti presenti in frutta e verdura che i pazienti non riescono più a consumare proteggono dal danno ossidativo che è alla base dell'invecchiamento cellulare. La loro carenza accelera l'invecchiamento di tutti gli organi e tessuti. Molti pazienti cercano di compensare le limitazioni masticatorie modificando la preparazione dei cibi, frullano la carne, cuociono eccessivamente le verdure, consumano succhi di frutta invece della frutta intera. Questi tentativi, pur comprensibili, sono spesso inadeguati. La carne frullata perde parte del suo valore nutrizionale e diventa meno appetibile. Le verdure troppo cotte perdono molte vitamine termolabili. I succhi di frutta contengono gli zuccheri, ma non le fibre e molte vitamine della frutta intera. Inoltre, questi alimenti modificati sono spesso meno sazianti e meno gratificanti dal punto di vista sensoriale e gustativo. I pazienti finiscono per mangiare meno, perdere peso, sviluppare avversione per cibi che prima amavano. L'incapacità di mangiare normalmente ha anche conseguenze sociali importanti. I pasti sono momenti di condivisione familiare e sociale. Chi non può masticare spesso evita le situazioni conviviali, i ristoranti, dice di no a una cena, le cene con gli amici o appuntamenti importanti. Questo isolamento sociale aggrava ulteriormente lo stato nutrizionale, oltre che le relazioni sociali. È dimostrato che chi mangia da solo tende a nutrirsi peggio, a saltare i pasti, a perdere interesse per il cibo. Si crea un circolo vizioso tra isolamento sociale e malnutrizione. Si perde il piacere di stare a tavola, di invitare qualcuno a cena. Quando i pazienti invece completano il ripristino dentale e tornano a casa loro con i denti nuovi fissi su impianti, riprendono a masticare efficacemente, assistiamo a una vera e propria rinascita nutrizionale. È uno degli aspetti più gratificanti del mio lavoro, vedere pazienti che riscoprono il piacere di mangiare e contemporaneamente recuperano la salute. I livelli di proteine nel sangue si normalizzano rapidamente, la massa muscolare inizia a recuperare, la forza e l'energia tornano. Quindi si torna alla vita. Col ritorno della capacità masticatoria, i pazienti possono finalmente reintrodurre frutta e verdura crude nella loro dieta. I livelli di vitamine si normalizzano in poche settimane. L'energia torna, l'umore migliora, la resistenza alle infezioni aumenta. Le analisi del sangue tornano perfette. Le fibre tornano nella dieta con verdure crude, frutta intera, cereali integrali che prima erano impossibili da masticare. L'intestino torna a funzionare regolarmente, il microbiota si riequilibra e l'infiammazione sistemica si riduce.
Uno degli aspetti più belli della rinascita nutrizionale è il ritorno del piacere di mangiare. I pazienti riscoprono sapori che avevano dimenticato e la soddisfazione di un pasto completo e bilanciato che mancava da tempo. Il piacere di mangiare non è solo una questione edonistica. È dimostrato che chi mangia con piacere ha una digestione migliore, assorbe meglio i nutrienti, ha un rapporto più sano col cibo. Il piacere stimola la produzione degli enzimi digestivi e migliora l'assorbimento intestinale. Ti fa anche riscoprire il piacere di cucinare, di provare ricette nuove, di invitare amici a cena. Ti fa sentire di nuovo vivo o viva. Non sopravvivi più, ma vivi davvero. Il miglioramento nutrizionale che segue il ripristino dentale ha inoltre effetti positivi su tutto l'organismo. Il sistema immunitario si rafforza e la resistenza alle infezioni aumenta. L'energia e la vitalità tornano a livelli giovanili. Molti pazienti mi raccontano di aver risolto problemi di salute che avevano da anni e che non collegavano ai problemi dentali. Stanchezza cronica, infezioni ricorrenti, dolori articolari, problemi intestinali. Spesso migliorano o scompaiono completamente col ritorno a una dieta normale ed equilibrata. Se ti riconosci in questa descrizione, se anche tu hai limitato la tua dieta a causa dei problemi dentali, sappi che stai compromettendo non solo il tuo piacere di mangiare, ma la tua salute generale. La malnutrizione causata dai problemi dentali è una malattia silenziosa ma devastante. Si sviluppa gradualmente, si manifesta con sintomi apparentemente scollegati, compromette la qualità della vita in modo progressivo ma inesorabile. Non devi accettare di vivere così, non devi rassegnarti a una dieta povera e limitata. Non devi rinunciare al piacere di mangiare, alla socialità dei pasti, alla gioia di condividere una tavola imbandita con le persone che ami. Il ripristino della funzione masticatoria non ti restituisce solo i denti, ti restituisce la capacità di nutrirti correttamente, di mantenere la salute, di vivere pienamente. È un investimento nella tua salute presente e futura, nella tua tranquillità di vita, nella tua longevità. La tua bocca è la porta d'ingresso della nutrizione. Se questa porta è compromessa, tutto il tuo organismo ne risente. Ma se questa porta viene riparata, tutto l'organismo ne beneficia. Il tuo corpo merita di essere nutrito correttamente. Tu meriti di mangiare con piacere, di socializzare intorno a un tavolo, di vivere senza limitazioni alimentari. La strada per tornare a nutrirti correttamente inizia con una semplice decisione, quella di non accettare più compromessi sulla tua salute dentale e di conseguenza sulla tua salute generale. Ora sai cosa succede davvero al tuo corpo quando non riesci più a masticare. Non è solo una questione di denti, è una questione di sopravvivenza. Se vuoi tornare a nutrirti davvero, a mangiare quello che ti piace, a recuperare energia e salute, mettiti in contatto con uno dei nostri esperti, clicca il link in descrizione. La tua salute è la priorità. Chiedi oggi un secondo parere, è gratis.